Ancora una volta il Liceo Leonardo si presenta come la patria delle innovazioni. Oggi ci presentiamo con un esame di scienze applicato molto particolare. Noi siamo molto fieri del corso di studi che intraprendono i nostri alunni ed è con grande orgoglio che oggi, come sempre, diciamo ai nostri alunni ad maiora semper. Sì, il ragazzo chiaramente ha lavorato per 2 o 3 mesi, ho un nostro robottino che avevamo acquistato, ma tutto realizzato dal ragazzo. Ha seguito sia la scelta dei sensori, degli attuatori e anche della programmazione, cioè partendo dalle specifiche assegnate al ragazzo. Lui ha tirato fuori l'algoritmo e poi con l'opportuno linguaggio di codifica che utilizziamo, il Python 3, utilizzando la teoria della computabilità, si è tirato fuori l'algoritmo. L'assemblaggio è stato non del tutto semplice, comunque ci siamo riusciti. I ragazzi fanno degli stage aziendali durante le 100 ore di PCTO, e poi chiaramente in contatto con le aziende che si creano in banca dati possono anche spendere nelle aziende in cui facciamo il PCTO. Questo è un prototipo che abbiamo potuto realizzare grazie al professore Scandaglia, che ci ha introdotto in questo nuovo mondo dell'intelligenza artificiale e dell'automazione. Questo è un robot che è progettato come un robot per combattimento, però ovviamente simula dei processi di combattimento, simula anche degli esercizi fisici proprio che si possono fare, come allenarsi al meglio per ottenere una forma fisica decente per poi prepararsi a un combattimento. È un robot programmato con la programmazione a blocchi, che è un linguaggio di programmazione molto semplice ma efficiente. E successivamente vanno programmati appunto i motori che lo compongono, mettendo insieme tutte le parti e poi con la matrice c'è l'unità centrale che dà appunto i comandi ricevuti dal PC. Tyron 01 è il nome che abbiamo dato a questo prototipo, l'abbiamo deciso noi insieme con il professore, e il professore ci ha aiutato e ci ha guidato durante la realizzazione di questo progetto, e abbiamo quindi potuto mettere in pratica ciò che abbiamo sempre studiato in maniera teorica, e dunque attraverso appunto la realizzazione di questo prototipo. Ci ha aiutato anche nel migliorare le nostre abilità, ad esempio nel problem solving o anche nell'assemblaggio stesso dei pezzi. Infatti l'abbiamo costruito noi. Grazie al corpo docenti e al professore Scandaglia in particolare abbiamo potuto approfondire appunto il mondo dell'automazione e dell'intelligenza artificiale, soprattutto grazie anche al laboratorio di robotica e alla preside, che ovviamente ha messo a disposizione tutto questo, ci ha dato le indicazioni per poter continuare appunto verso questo percorso, e per me ha significato tanto. Anche stimolante è stato il fatto di poter lavorare in gruppo, e infatti durante questi anni, anche attraverso gli altri laboratori, gli altri progetti di robotica che abbiamo fatto con il professore, abbiamo potuto mettere in pratica questa capacità appunto di poter lavorare in gruppo e di poterci coordinare tra di noi.